L'allarme è scattato poco dopo l'imbrunire di ieri sera, di nuovo fiamme fra Igne e Soffranco lungo un crinale di bosco per uno sviluppo verticale di diverse centinaia di metri. A fare scattare i soccorsi il proprietario di una casa che si è visto circondato dal fuoco. Alle nostre spalle la casa del signor Marco D'Andrea, la sua compagna questa notte con la bambina piccola ha deciso di lasciare, di andare in un luogo più sicuro, lui invece è rimasto qua per capire se le fiamme che hanno minacciato dalle 6:30 di ieri sera la sua abitazione potessero avere un epilogo, un'evoluzione totalmente differente da quella attuale. In questo momento l'incendio sembra sotto controllo, ma il vento sta alimentando ancora le fiamme, soprattutto su questa dorsale che è quella dalla quale sono partite le fiamme ieri pomeriggio. I tecnici sono impegnati ad individuare le cause dell'incendio, che non si esclude possa avere origine dolosa. La regionale 251 della Val di Zoldo è stata immediatamente chiusa per consentire il transito dei mezzi di soccorso. Riaperta alle 12 di oggi, la strada è stata nuovamente interdetta al traffico con un'ordinanza di Veneto Strade delle 13:45 per il rischio caduta sassi. Vigili del fuoco, servizi forestali regionali e personale di Veneto Strade sono impegnati senza sosta da ieri sera. Le squadre antincendio boschivo sono intervenute da terra, coadiuvate dagli elicotteri della regione. Il rogo, come detto, sembra sotto controllo, anche se l'attenzione massima è rivolta a piccoli focolai ancora attivi che rischiano di essere alimentati dal forte vento che continua a sferzare la zona.